e risulta essere il fondatore e direttore dell'Accademia della Lingua Veneta, che si occupa della diffusione della storia e della cultura della nostra lingua. Lascio quindi la parola ad Alessandro con il mio grande piacere. Ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo queste ultime 24 ore, però è stato veramente piacevole, quindi penso sarà un film attraverso la nostra cultura e arte. Quindi lascio la parola ad Alessandro. Buonasera a tutti quanti. Facciamo proprio Alessandro, sì. Dicevo che ho fatto appena in tempo, ho appena trasferito la residenza da Cassoia, dove abitavo prima, in provincia di Vicenza, a Asolo, quindi sono arrivato giusto per i 3 anni del mondo. Ecco. Allora, mi venga l'intelligenza del mondo qua di Vancouver, e quando mi venga ho detto Madonna, ho detto come che sei la storia, stanno dicendo mia di sotto. Pensare che lì, insomma, suo, sempre di Vesto, tra Cassoia, Rossano, Veneto, sono su Marostica, era una roba strana a dire che anche ai miei coetanei, che vivono a mia età, e adesso le dico agli altri che dico che faccia che così. Mio nonno e mia nonna, da parte delle mamme, si era sposato qua, a Queensboro. E quindi, ed era il 1958, quindi esattamente così. Tanti anni. Ecco, quindi sei con una doppia emozione, insomma, che sono qua a parlarvi di quella che è la nostra cultura, di quello che è essere, diciamo, veneti, cosa che vuole capire, perché tante volte sì, io sono veneto, sono da Treviso, sono da Vicenza, quindi sono veneto, ma cosa che voglio dire che sono veneto? E la lingua che è una roba che parliamo altri, se è una roba strana, un visiotto che non si sa cosa, o se è qualcosa che ha la sua storia e la sua importanza. E vi faccio vedere qua un buco di foto, un buco di mappe, un buco di immagini, che abbiamo preparato in realtà anche dentro le scuole, perché finalmente siamo riusciti come istituzione privata, l'Accademia della Lingua Veneta non ha finanziamenti pubblici, quindi siamo tutti così giovani che si occupano di questa nostra cultura. Anche perché voglio che vi dica una roba, dell'immigrazione, diciamo, vostra, grosso modo tutti sanno. Perché se l'aereo, se quel poco torna a casa, che se la memoria, che se tanto, non si sa quanti che ne sia, non domandate quanti che se le veneti qua in Canada. Un censimento non si era mai fatto, sarebbe da fare, da capire quanti che sia, da dove che viene, ecco, magari lo rubichi, chi fai qualcosa che è interessante su tutta la roba qua. Ma tante volte non si sa che il Veneto viene parlato anche in altre parti del mondo, e viene parlato perfino, pensate, in Brasile. No? E che vi vedo? Però, per capire prima di tutto, mi faccio lo segno così passare i primi 10 minuti, ricordo. E dopo i primi 20 e dopo ho capito che si va arrivare in fondo. Allora, questo cosa dice questa roba qua? Si vede, il sentatore, mia tanto. Cosa dico? Il bene questo qua, no? Ma se io mai domandato, no, sai pure mi sa queste. Ok. Questo del Veneto, perché si chiama Veneto? Perché sono Venezia, giusto? Se no, e quindi come passaggio di grido, questa cartina qua non è una cartina fatta anche ma se la regione numero 10, 10 o 11, che il primo imperatore di Roma, 2000 anni fa, era diviso l'Italia secondo lui, e che ha chiamato a sta terra, che la dava all'Ata, e di qua che si deve essere la parte. Vedi, Mantova, Adria, Padova, Alpino, Cessa, Oderzo, Trento, Giulio Carlo, Cividale, Torrento, Concordia, Galilea, Trieste, addirittura Filippola. Questa la sera, no, adesso più. Questa lui la chiamava Venezia, 2000 anni fa, il tempo di Cristo. E perché si chiama Venezia secondo voi? All'interno come? Faccio così con i PC, quindi posso avere uguale. Perché uno dice, la signora prima perché che sei Venezia? Ma dove sei Venezia qua? 2000 anni fa Venezia non esisteva, la senata 1500 anni fa. E perché sta roba, Augusto, il primo imperatore di Roma, e la chiama Venezia? Perché la terra
Elisabetta. Allora, se siamo con un periodo di 2000 anni, dire sono Veneto, non sbagliamo. Guarda che venga, sai la via. Ma se Vedi i posti la via. Veneti, avremo Prima fila. una fortuna che se gli altri la avesse, gli faria salire a tutti. Se gli americani, gli Stati Uniti, gli avesse questa fortuna qua, perché adesso vedi, quindi faria la testa calda così. Invece non altri veneti che siamo, come dire, più tranquilli, o finta di niente, che il caso non è neanche nostro, però in realtà è proprio il nostro. Il nome Veneti è il nome della popolazione a livello, potremmo dire, europeo, quindi a livello, prima di tutto, cosiddetto italiano, ma anche dopo della Spagna, della Francia, eccetera. Il nome della popolazione Veneti, in realtà, è scritto dentro il primo libro della storia europea, che non sia la Bibbia, perché la Bibbia è solo molto anni fa, non poco manca in realtà con il Nuovo Testamento. E il nome Veneti è dentro il primo libro della storia europea, che è la guerra di Troia, l'Iliade di Omero, che la si è capitata 3200 anni fa. Dentro là c'è il nome Veneti scritto in greco, non è mica scritto né in latino né in altre lingue, è in greco, e là dentro c'è il nome Veneti. Quindi quando uno mi domanda perché si Veneto, perché sei 3.000 anni che abbiamo questo nome, e se tutti continuano a chiamarli così, vuol dire che sarà quello, no? Però per mai, guarda che la storia non si è fatta dei libri, la storia si è fatta ad esempio delle persone. E se questo territorio qua, sarebbe poco questo mestiere, se questo territorio qua, ancora adesso, dove c'è il Veneto, è qua dentro, no? E porta il stesso nome, Veneto, ancora se si chiama Veneto, ancora che si parla di sono Trevisani, sono Veneto, dentro Trevisani nel mondo, che si dice proprio la nostra Veneta terra, no? Boh. E quindi quando lui dice mi sono da un posto che se al manco, possiamo dire 2700, 3000 anni che sto posto si chiama col nome Veneti, la gente che abita dentro si chiama col nome Veneti. Non solo, anche quando va via, gli va a 8.000-9.000 km di distanza, ancora insiste a chiamarsi Veneti, no? E per questo che dura. Perché se venga a semenza, se sparpagna in giro, la continua ad andare avanti. Non so se chi pensava mandando in giro dei Veneti si perdesse, e invece gli si canta dappertutto come ortighe, no? Cercare di tagliarle e invece mi fuori sempre più. Adesso sarai contenti di vedere il Treviso. Questa è la dimensione, qui c'è este qua, questo seo, della Repubblica Veneta, che non si chiamava mia Repubblica di Venezia, dei veneziani di così. Sui documenti in latino c'è scritto Veneta Res Publica, cioè Repubblica Veneta. Boh, questo è il nome corretto. La Serenissima per capirsi, no? E questi sono i territori che ne faceva parte. Adesso, sta cartina è del 500 anni fa, del 1500, del tempo del, non so, dei Machiavelli, ecco, per capirsi, grosso modo. Del 500 anni fa, questa era la dimensione del dominio veneto. Sì, però, vedi, questa è la cartina di prima, no? Questo è il Veneto, qua che è la Lombardia, qua che è il Furlani, qua che è l'Istria, tutta la parte che è rossa qua, vedi io, tutte queste isole qua, e è stata parte della Repubblica Veneta. Che era mia proprio un sciapusetto, quindi quando vi dice le 4 repubbliche marinare, c'è un poco da ridere, perché in realtà, per quanto poco, la Repubblica di Amalfi non ha mai avuto una roba del genere. Capino la dimensione che c'è qua? Difatti tutti i libri di storia a livello anglosassone particolarmente parla addirittura di impero veneto, che non è un impero perché ha tanta terra, è un impero perché ha tanti porti, una rete commerciale. Posso dire che fa i veneti, anche qua, appena che ha un attimo di buone condizioni, si comincia a costruire e commerciare. I veneti non fanno guerra. I veneti non fanno guerra. No, i romani facevano guerra, per esempio, e i veneti dicevano se si fa guerra o altri che si larga l'impero e che mi vuole commerciare. Questa è la mentalità veneta, sia ancora adesso così, è proprio così. Ecco, vedi insomma che questo nostro Veneto in realtà non è che c'è un Veneto a questo, ma appena che andiamo parte di qua, no, verso i Furlani. Come si che l'Italia che c'è anche la regione là? Matteo. Non spariamo. Friuli, Venezia Giulia, tanto sei che anche là che c'è gente che parla veneto, specialmente sul Pordenonese, ma anche sulle coste, e Trieste sapete che lei parlava del tipo veneto, quindi se vede a Trieste parlando in Trevisan,
chi capisce, anche se lui volia, grosso modo la stessa cosa. È una lingua antica, perché il primo documento che avevamo è del 1200 anni fa. Adesso vi dico dritta che così sbaragli oggi subito. Il Veneto non può essere un dialetto della lingua italiana, perché è più vecchio. Sì, è più vecchio. L'italiano nasce con Dante e si sviluppa nel tempo, e il Veneto invece già prima della nascita di Dante esiste trattati internazionali scritti specialmente in veneziano, ma esiste addirittura i primi documenti, c'è l'indovinello veronese e il ritmo bellunese, quindi è un sistema non è solo veneziano, il Veneto è sostanzialmente la lingua di tutta l'area veneta. In inglese difatti si chiama Venetian, no? Ma cosa è che intende? Non è che intende veneziano, intende di tutta la regione che è molto prima della Venezia, che è questo prima, giusto? Questo è l'intendimento. Dove è che si parla il Veneto un po'? E si parla in 5 stati del mondo primariamente, Italia, Slovenia e Croazia, perché là per esempio parla i festival, anche là i mega giamà, ero 10 giorni fa in Croazia e ero a insegnare il Veneto anche là, e perché io recupero ai tosati dei 10 anni, no? E in altre comunità, adesso vediamo qua, le persone che parlano Veneto, l'esempio minimo 7 milioni. Ma se noi consideriamo tutti gli emigrai e i primi discendenti dei emigrai, potremmo arrivare a un bacino di 20 milioni, che non è poco. Una lingua che non è mai stata insegnata a scuola, finstano, che è una nostra gloria averla portata in scuola, e una lingua che tutto sommato non è che l'ha cagata tanti amici fin adesso. Quindi se la gara esistio fin adesso, se ancora la si parla e manco la si capisce in tutti i posti dove che si veneti, evidentemente la gana su forza. Ecco, questa è una comparazione della grandezza, la dimensione per sola, che è molto la Serenissima 500 anni fa, e questa è la dimensione che abbiamo visto all'inizio dell'area veneta 2000 anni fa, e vedi che grosso modo è sempre la stessa dimensione, che non è un bel salto di 1500 anni che dà la stessa roba in due contesti diversi, è interessante. Paesi altri posti dove che si parla, qua che abbiamo messo i posti dove che si parla Veneto, in grado abbiamo messo i posti dove che si continua a far parlare anche i piccolini più piccoli, quindi non solo in Italia, Slovenia e Croazia, ma anche in Messico, qua che abbiamo da Cipilo, esatto, in Messico, qua dice che si intermia, non so modo, sì, ecco, e in Brasile. Domanda, dove sei che si può cattare Nuova Padova, Nuova Vicenza, Nuova Treviso, Valle Feltrina, Valle Veronese, Valle Veneto, e il Brasile meridionale, proprio qua. E ora mica che sono stato e vado a tornare fra 3 settimane, perché mi ragazzi mandano all'università a insegnare in Veneto, fare il primo corso universitario del Veneto, non si fa in Veneto, in Italia, ma si fa in Brasile. Paradossale, ma è così, perché il sistema Veneto è strano, invece dappertutto, mi sembra che mi sia da nessuna parte, invece ti trovi dappertutto, come che dice Trevisani nel mondo dell'inno, no? Mi avevo ascoltato la prima volta 2 anni fa, e se è vero, se ogni trevisano, ogni veneto ferma una più larga, l'impissa una candela, dica, mi dobbiamo ridormire, con tutti quelli che sei in giro. Sapevo quanti, che ho domandato ai signori in Brasile, che tu sentivi, ma con te mi è giusta, quanti discendenti, no, di italiani, solo dei veneti, mi interessa solo i veneti, io dico, dal punto di vista linguistico, no? Quanti che ne sei in Brasile? Fa 4 conti, mi diceva in Brasile che c'è 200 e rotti milioni di abitanti, adesso posso sbagliare, mi fa 100.000 qui, 100.000 manco, sì, 12 milioni. Dati sui, no, non so che mi sono fare. Però mi ha fatto i conti, sta in piedi. 12 milioni. Capisci che se 7 già parla e sui 7 non che si dica o anche dentro, che ancora parliamo. Pare che si ancora in tempo insegnare ai tosati il trevisano. Si ancora in tempo. Perché dopo, se dico cosa che succede? E poi va in giro, gli venirà a studiare il Veneto in Veneto, dicendo, beh no, parlava così, però non mi ricordo bene. E siccome non mi ha insegnato, tocca a me imparare da te. Se mi vuoi sgravare da un po' del lavoro, per piacere, se mi sia parlare con altri, va bene? E ora mi arriva già un buon livello e dopo li cerchiamo. E dopo tutti gli altri posti, dove che esistono i Veneti, che ne sei anche di più di questi, ma questi sono i posti più importanti e che ho messo ovviamente anche al Canada, dove si parla ancora Veneto. Ma per cosa sì che serve la lingua?
Perché uno dice, ciò, è un dialetto, cosa serve? No, nel momento la sei la lingua. Ma soprattutto la lingua, la va avanti se serve a qualcosa, no? E se hai espresso qualcosa di utile nel mondo. E ora, questi signori che ho messo qua, questo è Marco Polo, quindi navigatore, quello che è andato a esplorare la Cina per primo, Tiziano, pittura, Canova, scultura, architettura, Casanova, il primo James Bond della storia, era lui, e scappava dal preson, e faceva l'agente segreto, o pagava i governi foresti, e aveva 50 femmine su ogni canton, e era James Bond, no? E decide no, e era Veneto. Se io sto qua, nel 700, non avendo niente del meglio da fare, cosa fare? Se dovete tradurre in Veneto, in variante veneziana, l'Iliade di Omero, cioè la storia della guerra di Troia, guarda caso, che vi dicevo prima, dei 3200 anni fa. E l'ha voltata tutta. Palladio, estie da Casa Bianca, estie neopalladiano. Quindi sti veneti, Vivaldi, si dice che lei, no? Perfetto. Sti veneti, dice gente che ha fatto queste robe qua. E questi pare che parlavano tutti veneto. Tutti parlavano veneto, tutti quanti. Dopo che si imparasse anche l'italiano, è vero? Il toscano si chiamava però. Ma gli stessi che imparavano anche il francese e anche il latino. Che dice un filosofo della lingua importante, non vi dico qua perché non mi viene in mente, ma poi una ricerca, che esiste solo due lingue al mondo, la tua e quella degli altri. È vero? Se banale, però le robe semplici, no, l'esempio si dà. La tua lingua madre, la sequela che se vede da qua, no, mi metto qua, la sequela che si picca qua sul cunicolo della panza. Le lingue che tu ti impari dal libro, dalla professoressa, dalla maestra, e si picca sulla testa, ma non ha la stessa profondità. Questa è la differenza. La vostra lingua madre, quella che voi che vi imparate dai vostri genitori, che cavarissimo di insegnare ai vostri figli e dei figli sì, in tempo, è proprio quella che capisce a papà. Dopo gli altri gli impari stesso, perché gli va a scuola. Che siete in parole venete, che voi non sapete che siete venete, che però siete diventati internazionali. Certe esiste qua. Ciao. Sapevi che siete una parola d'origine veneta? Lo sapevi? Ciao, vipas ciao. Cioè, riverisso, no? So a disposizione. Non so se era la schiavitù a Venezia, no. Era proprio un sistema di dire so a disposizione. Anche i signori si salutavano proprio così. Gazzetta, e era il nome della moneta veneziana e costava il giornale. Non è costava come una gazzetta, una moneta con una casa, un museo pitturato disegnato sopra, dicevo, e qui ho il valore. Sto Veneto, anzi, non mi dico se no parlerei solo che là. Posso venire su dal palco? Faccio una roba che non dovrei fare. Come si chiama questa roba qua in Veneto? Boh, vedi che forza è, no? Boh, si chiama Carega. E in lingua italiana si chiama? Sedia. And in English, how do we call that? Chair. Non francese, per cui mi parla francese. La chaise. Allora, carega, chair, chaise, sedia. Catè la parola fuori a schiaffo, quella che non c'entra con le altre quattro. Sedia. La parola chair in inglese, chaise in francese, carega in veneto e ha la stessa origine. Invece sedia ha un'altra origine. Para mí podría ser qua, adesso se capivo cosa che voglio dirvi. Avere una lingua in B e o altri che ha visto la fortuna che qua potresti avere in tre. Il veneto, o chi che sa il furlano è lo stesso valore, il livello concettuale, l'italiano e l'inglese. Mi è capitata una persona che mi ha detto ma un po' serve solo l'italiano per altri in Veneto, il Veneto cosa sei che serve? Anche perché te fai confusione. E qua altri mi sento perché mi hanno iso quando come parla, sento come che parla, cose che mi sento su, no? E sono tutte robe normali, smissioni, è normali. Però quando che questa persona mi ha detto così, ho detto ma se è vero, quando che uno ha due lingue e puoi fare confusione. Però perché te mi consigli di eliminarne una? Cioè, questo, è come che te mi dicessi che siccome che ho due gambe, per non rischiare di ingambararmi, me ne taglio via una. Ma che parli?
Eppure è esattamente la stessa logica, però se davanti, e ora se anche davanti butta via una delle tue gambe linguistiche, la lingua che te tegna e trasmette, dopo sarai gli altri a vedere se che va pensa, che serve, se vuoi migliorarla o pesorarla. E allora il Veneto può essere, a parte che lei è più vecchio dell'italiano, e quindi non può essere un dialetto dell'italiano. Bravo. Ma vediamo come che funziona. Allora guarda, è un bel posto questo per farstese, mica che faccio anche a scuola, dove chi studia l'inglese, il francese, però a vederli qua è tutto diverso. Il soggetto in Veneto è sempre esplicito, come in inglese, in francese e in tedesco. Io non posso cavare il soggetto, non posso dire riva domani, perché se dico riva domani, so dire che lui riva domani. Per dirvi altre cose che fa Matteo, vi dirò il riva domani, che il è obbligatorio, come anche in inglese non posso mica cambiare via he. Non posso dire arrives tomorrow, devo dire he arrives tomorrow, e ora la frase è corretta, grammaticalmente corretta. Vogliamo andare qua ancora più interessante sull'interrogativa? Come se che si fa le domande in Veneto? Come in inglese, in francese e in tedesco. You are crazy, è un'affermativa. Per fare la domanda cosa si fa? Si invertisce. Are you crazy? Giusto? No. Tu bist verrückt, questa la dico io, bist du verrückt, quindi inversione. Tu es fou en français, domanda es-tu fou? Mi confermero, giusto? E in Veneto, questa è la mia variante, te si matto, domanda, inversione, si tomato. Provai in italiano, non funziona, non così, i componenti non così, tocchi. Già solo da questo può capire che se il Veneto fa le domande, non come l'italiano, ma addirittura le fa, quindi l'è diverso, ma addirittura le fa come l'inglese, il francese e il tedesco, vuol dire che gli serve pure a qualcosa. Qua qualche dubbio di altri lo sentivo che ancora le interdentali, dice enzima, no? Perfetto. E non sia stessa to think, no? To thank, per esempio. È esattamente lo stesso suono. Dopo che sei i verbi frasai in Veneto, non so se voi altri qua ancora se fa su il maschio del corsello, no? Giusto? E ora, in Veneto, in lingua italiana, il maiale viene allevato, dopo viene ammazzato, viene macellato e viene insaccato. Invece in Veneto, che hai phrasal verbs come in inglese, quindi non so, i verbi composti come in inglese, vorrei fare qualche esempio, ma vi dico l'esempio veneto, e ora sto corseo in Veneto, corrispondentemente alle stesse parole dell'italiano, e dice, il maschio, il porcel, che dice, le sta, tira su, giusto? Fatto fuori, fatto su e fatto su. Quindi provai a trasferire in italiano, visto che in teoria il Veneto sia un dialetto dell'italiano, ma non è vero, il maiale è stato tirato su, poi fatto fuori, fatto giù e fatto su. Uno te guarda, se uno viene da Napoli te guarda e te dice è nato Londra. E invece in Veneto, che hai i verbi frasali come in inglese, tasi su, shut up, sarebbe a dirmi che sei una roba diversa. Se te dici in italiano taci su, guarda, I have to go, mi go ad andare, no? Stessa roba, invece in italiano se devo, io devo andare. To be able to, essere buon devo. Giusto? Boh. Queste sono poi le robe che abbiamo fatto in Veneto, quasi tutti i corsi del Veneto che abbiamo fatto, così da capire perché siamo arrivati a poter rompere, diciamo, sulla questione linguistica. Ogni puntino è 7 lezioni del Veneto. Ecco, così vi dico che andiamo a combinare tante. Si è fatto il primo convegno internazionale sulla lingua veneta, con professori da qua si vede poco ma vi deve, se non come gli veda, professori da Ca' Foscari, da Scozia, dall'UNESCO, da Ca' Foscari da nuovo, da Francoforte, questo qua sono me, da Padova, Amsterdam, Bangor in Galles e Capodistria in Slovenia. Per fare cosa? Per portare 200 studenti la mattina e 200 persone al pomeriggio al primo convegno internazionale sulla lingua veneta organizzato, vedi bene, con i Rotary. Conosci i Rotary, no? Con Rotary International. Quindi, e questo fatto da chi? Da un'associazione dei giovani, io ho 30 anni, sono il presidente, capi bene. E senza schei pubblici, che delle volte lui non pensa che se voglio fare politica non ne interessa, sarebbe a svilire la questione. Guarda che c'è un'atteggia poi è importante di cultura e anche di scienza, e guarda la palestra lingua, quindi dentro la mano per mettere di Dio, cioè
produci continuare. Qua avremo questa roba qua che è il primo manuale universitario, si chiama Euroron, i 7 tamisi, la chiave per capire le lingue romanze, che è il primo manuale universitario fatto con l'università scritto in Veneto. E quindi non posso fare anche questo. Non avevo mai detto che università che è, secondo voi che università sei che potrebbe aver fatto il primo manuale che si sia riuscito a fare in la storia del Veneto? Roma, insomma. Padova, sì. Ma sì, perché hai veramente tanta fiducia che si possa fare dopo. Magari tocca andare ai tedeschi. Francoforte. E due professori universitari che ne hanno proposto meno modo ma da niente, giuro. Mi ha detto, Alessandro l'ha detto, ti studi la lingua veneta, ti si devo fare i corsi del Veneto, poi il sistema che usavo altri funziona, lo che mo testancano altri, vedevo che l'è senza, che va avanti bene, avuto che fai un manuale universitario, e ho messo un anno per dire di sì. Davvero, perché è un lavoro mica, alla fine abbiamo fatto, con i professori Klein e Steckmann, chiaramente non si mica da Ciosa o da Venezia, no? Libri per tutti, la pimpa in lingua veneta che va in cerca a Venezia, della cultura veneta, Office per il computer in Veneto, qua non lo mica sul tuo computer qua, ma mi invece di open o apri o versi. No? Versi sarà su, metti vento, impostazione, tabella nuova, zonta. No. Ma il telefono perché sei giovani che non domanda queste robe qua, e dice ma perché mio nonno non mi ha insegnato queste parole qua? E domanda che c'è sempre tempo, finché che sei vita, che sei speranza, no? Quindi anche per il telefono va in cerca e cata il dizionario sul telefono per scriversi i messaggi in Veneto, e vorrei che sia tutti di 20 anni che mi domanda questo. Chi vuole saperlo? Facebook, conosci Facebook, no? E ne chiamare loro per fare Facebook in Veneto. Speriamo di riuscire a negoziare per portarlo a casa. Sono andato anche in Cina, vedevo questo è il nome in cinese, si vede? Sì che che traduce perché non so cosa che c'è scritto, non vuol dire che sia scritto qualche porcaria, però io mi ho scritto le ore che tocca fidarne, e in Cina devo parlare della lingua veneta perché vedi che c'è una questione culturale, scientifica, forte, interessante, che ai professori che interessano, e forse si arriva il momento di cambiare la mentalità e dire che anche questa lingua qua è un P, non si tratta di buttare via niente, si tratta proprio di tenere quello che avevo. E qua, secondo voi, dove sei che siamo? Brasile. Lo sapevo. Questa vedi è la bandiera della regione del Veneto, e qua siamo in Brasile con questo giorno di massimi esperti del Veneto brasiliano, e qua da noi mi cacciavamo andare a insegnare il Veneto da noi altri per confrontarlo col suo, perché alla fine mi ho detto guarda che puoi andare anche in Canada parlando in Veneto brasiliano, in portoghese no, perché se parli in portoghese non capi niente, ma se ti va parlando in Veneto, anche se uno non è veneto di origine o italiano di origine, capisce subito da chi mandarlo, no? E io mando da voi altri, quindi alle neve perché mi mando su, e dopo mi faccio dire con chi ha parlato, va bene? Ultima roba, e qua finalmente si capo questo, se sei arrivati finalmente che era da 7 anni una commissione dentro la Regione Veneto con esperti, con anche professori universitari, per fissare la normatività, la norma della lingua veneta che funziona per tutte le parti del mondo. Che cosa vuol dire? Che guardi che dici il cappello, scriverei il cappello, mica dico il capeo, scriverò il cappello, in modo che viene rispettata la parlata di ognuno di voi altri potrà scrivere esattamente le parole che dice lui. Quindi non si tratta che vuole imparare tutti quanti il veneziano, per carità di Dio, ognuno scrive la propria variante, e sono del tutto, questo ne consente di capirsi tutti quanti, ognuno si fa semplicemente la sua parte dentro il sistema. E mi veasso questa immagine qua, che quando siamo andati sola ne ha spiegato una roba importante. Qua vicino a questo posto, quasi Santa Maria nel Rio Grande do Sul, che è un posto che si chiama Valle Veneto, no? E fuori che c'è un caglierone di poeta che sto dentro lì 4 volte, picca fuori proprio, e questo ti spiega quella gente là è eselata alla fine dell'Ottocento, dalla fine dell'800, quindi loro è la prima grande immigrazione veneta, perché guardate che i veneti non sono mai emigrati in storia. A fine dell'800 è stata la prima grossa immigrazione in Brasile, e che ha fatto città da zero, Nuova Paola, Nuova Vicenza. Savio, dopo che si sta nel Messico contemporaneamente in questo periodo là,
dopo che sta in guerra mondiale, quindi il Veneto è stato devastato un'altra volta, non dall'emigrazione ma dalle bombe. Prima guerra mondiale, non è che prima guerra mondiale in Lombardia o in Emilia ne ha gagnato vista, è stata combattuta tutta in territorio veneto e furlano. La seconda guerra mondiale, il problema si è scominciato al Veneto e lei finì perché l'ultimo territorio liberato è stato il Veneto. Quindi, e dopo si è scominciata la migrazione, quella vostra sostanzialmente, quella del secondo dopoguerra. E adesso, io che ho 30 anni, e qua vedo che siete così, me compagno qua, siamo qua, in serio. Mai parlare in vita nostra, quindi ero a San Zende Casoia e qua siamo a Catania, pazzesco, vabbè. Ma io avevo 28 anni, mica ne ho 30, e mi vedevo la verità che se devo pensare, se ha senso, cosa che ho da fare nella vita, avevo 30 anni, e se tanti tosi che da manco 7-8 anni si comincia a emigrare da nuovo dall'Italia, dal Veneto in particolare. E non è come vi stesso anche qua, non è che emigra quelli che non sa cosa fare della sua vita, emigra quelli che sa cosa fare e lui la fa là. E viene qua e monta su una roba che non si sa neanche come che sia possibile. Non si tratta di povertà, i veneti non sono poveri intellettualmente, anzi. Però bisogna che se prima faccia una domanda, ma come è possibile in 150 anni questi veneti che gli altri che venivano altri, in 150 anni tra guerre, questo di Napoleone, su giovane di Dio, questi veneti che dovessero scampare 3 volte in 6 generazioni, perché me nonni si sposa qua, ma mi dove sei che andrò a vivere? Andrò in Australia come amici che sono stati, andrò in Inghilterra come Mesia piutosati da 8-10 anni. Questa è una domanda che io ho da farsi, reasso in questa nota, diciamo, così particolare, però quando che mi vedo che dopo che discendenti, questo è il professor dove sei qua, il professor Zancan, vedete un minuto per finire, il professor Zancan dove sei? Dove sei qua? Non lo vedo. Dove sei andato? Prof, dove sei? Non capo. Ah, forse devo fare la foto, può anche essere. Vabbè, uno che si chiama Zancan, è il governatore del stato del Rio Grande do Sul, si chiama Sartori, di cognome, Ivo de nome, e sono capo del gabinetto, capo del governo, del segretariato, e si chiama Mocei come me, Joao de nome, quindi portoghese, ma Mocei come me. Quindi quando che vedo persone che la memoria della mia famiglia, i nonni, bisnonni, trisnonni, non dice niente, la memoria della sua famiglia, quindi quello che se si ricorda a casa, parla di divisione. I suoi nonni, non sei i miei nonni, e noi si conosceva, i suoi bisnonni, non sei i miei bisnonni, noi si conosceva, ma appena che ti torni una generazione più indrio, quindi quando che finisce la memoria, che è 3 generazioni, 3, e inizia la storia, e ora seccata l'unità. Ecco perché qua che è Leone, che la mia anni, grosso modo. Perché non rappresenta niente del politico, chi se ne frega, e la politica è momentanea, e rappresenta il motivo perché gente che ha il stesso cognome, che parla la stessa lingua, che non si è mai conosciuto prima, né loro, né i suoi nonni, né i suoi bisnonni, qui si cata, si vada e si mettiamo. Questa è la nostra storia. E altri popoli non hanno avuto questa bella occasione di conoscersi e di capirsi, no, altri come Veneti la avevano. E vorrei che se Veneti che vuoi essere. E se tante persone che magari non sono veneti, che può essere fulani, può essere romani, può essere piemontesi, che non catate tutti quei toscani che imparano il veneto e dice amico parlo la mia lingua, mi sento un siolo. E questo abbiamo da fare anche noi altri, questo è quello che mi umilmente vi propongo di fare, di recuperare quello che noi altri siamo, per il gusto di farlo e perché forse, come che mi ha detto il professore universitario, quando mi ho domandato perché questo propormi di fare un manuale universitario rischiando anche qualcosa in Veneto. E sapete cosa mi ha risposto il professor Tilbert Didak Stegman, tedesco, e mi ha risposto perché credo che sia giusto così. Grazie. Vorrei ringraziare Alessandro e ti auguro che tutti i tuoi progetti vadano a buon fine, ma sono sicuro che andranno, visto lo spirito, la voglia di questo ragazzo.
Vorrei, prima di passare al prossimo evento, ringraziare